Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. Questa sera volevo iniziare col farvi una domanda. Sapete cos'è la fame? Questa sensazione fisiologica che avvertiamo nell'arco della giornata, no? Però effettivamente, sapete se effettivamente quando avete la sensazione di fame, quella è una fame fisiologica, una fame vera o è un altro tipo di fame? No, non sono impazzita. In realtà esistono tanti tipi di fame e spesso e volentieri non ci accorgiamo di che fame è. Esiste la fame dei sensi, per esempio, no? La fame del naso. Quante volte vi è capitato di sentire un odore di una prelibatezza, no? Di una pietanza e avere la sensazione di acquolina in bocca? Soprattutto quando, che ne so, sentiamo dei profumi, sentiamo il pane appena sfornato, per esempio, no? Questi prodotti da forno, no? Con questi aromi, ecco, e capita che abbiamo l'acquolina in bocca. Oppure la fame degli occhi. Quando cioè, entriamo in una pasticceria, per esempio, e vediamo un bel dolce in vetrina, ecco, già l'occhio vuole la sua parte, no? Quindi il fatto stesso di vedere un piatto, una pietanza ben sistemata, con cura, fa sì che si attivi in noi una sensazione di fame. Un altro tipo di fame è la fame della bocca, dove il senso che prevale è il gusto, però anche per esempio, la scelta di una certa consistenza anziché un'altra, no? È come se fosse in alcuni casi questo stimolo arriva proprio dalla necessità di riempire la bocca, indipendentemente dal sapore, indipendentemente dal cibo che noi andiamo a ingerire, dalla consistenza, però è come se fosse una sorta di compensazione dovuta a particolari caratteristiche, no? A situazioni magari vissute. Poi abbiamo la fame della mente, questa è abbastanza antipatica perché sono proprio quei pensieri, no? Che non sono per nulla costruttivi e che magari le frasi che per esempio ci diciamo sono, non lo so, dovrei mangiare di più al mattino per arrivare a pranzo con meno appetito, oppure è da tanto che seguo la mia dieta, quindi posso concedermi una fetta di torta. Ecco, questi ragionamenti, questi pensieri sono automatici, sono involontari, no? Però sono errati. Perché fanno sì che mangiamo, si attivi in noi questa sensazione di fame che non è fisiologica. Ecco, poi per esempio abbiamo la fame del cuore. La fame del cuore è quella sorta di gratificazione che noi cerchiamo nei cibi, però non nei cibi sani, ecco, nei cibi che ci fanno stare bene, bensì la ricerchiamo spesso nei cibi zuccherati, nei junk food, quindi in tutti quegli alimenti, quei cibi spazzatura che ci danno quella sorta di gratificazione momentanea, però subito dopo attivano una sorta di senso di colpa, no? Quindi come un cane che si morde la coda. E abbiamo anche la fame dello stomaco, quando sentiamo quel classico brontolio nello stomaco. Allora, significa che l'organo è per lo più vuoto, no? E quindi di conseguenza tendiamo a riempirlo, ma lo stomaco non deve essere per forza sempre pieno, quindi in realtà questi meccanismi possono essere attivati magari da orari prestabiliti, no? Siamo abituati magari a mangiare ad orari prestabiliti, quando passa quell'ora abbiamo questa sorta di brontolio. Però dobbiamo anche ricordare che il sistema gastrointestinale è il nostro secondo cervello e che spesso e volentieri tutte le nostre ansie, le preoccupazioni, lo stress, no? Tutti questi pensieri per lo più negativi li riversiamo sulla pancia. Quindi dobbiamo stare attenti a che tipo di fame andiamo incontro, no?
E poi c'è la fame vera e propria, che è la fame cellulare, no? La fame delle cellule. Perché noi quando ingeriamo degli alimenti, questi alimenti vengono metabolizzati, producono energia, no? Questa energia che va a nutrire le nostre cellule e quindi innesca queste reazioni biochimiche che portano poi al messaggio di fame, e il messaggio di fame al nostro cervello, ok? Quindi questa è la sensazione di fame vera, fisiologica. E non è semplice capire che tipo di fame stiamo provando, semplicemente per il fatto che con i nostri stili di vita particolari, no? Magari stressanti, sempre alla ricerca, no? Di qualcosa, non riusciamo a capirlo bene. E questo è importante, però è importante perché avere una buona consapevolezza delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni, no? Di quello che ci fa stare bene, di quello che invece magari ci porta ad un mangiare emotivo, ecco. Quindi dobbiamo essere in grado di raggiungere questa consapevolezza e se non ci riusciamo da soli, ci facciamo aiutare. Va bene? Io per il momento vi lascio, spero di avervi incuriosito e vi aspetto la prossima settimana con un altro video. Buona serata!